Basta tirare sulla levetta e si sente. Buongiorno a tutti. Iniziamo? Non lo so, iniziamo? Buongiorno. Mi sentite? Sì, adesso sì. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e grazie intanto per essere qui, così numerosi oggi. Un benvenuto ovviamente alla nostra relatrice, la professoressa Antonella Viola, che oggi ci racconterà la sua ultima fatica letteraria, che non sarà però l'ultima. Stiamo facendo uno spoiler già adesso. È uscito proprio in questi giorni ed è Il tempo del corpo, il sole, il sonno e il ritmo della vita. Io in questi giorni, professoressa, ho sbirciato un po' nei suoi canali social e quando ha annunciato l'uscita del suo libro ha scritto che è un libro un po' speciale. Perché speciale? Grazie, grazie di essere qui oggi. È un po' speciale perché chiude un cerchio, nel senso che ho questa, diciamo, trilogia, i 3 libri che ho scritto con Feltrinelli, ma tutto sommato anche quelli che poi ho pubblicato con Gribaudo, sono diciamo, stati dedicati alla prevenzione. Quindi sono stati 3 anni di divulgazione scientifica in cui ho portato avanti una serie di argomenti dedicati appunto a come il nostro stile di vita può avere un impatto sulla nostra salute, quindi quali sono gli accorgimenti, i cambiamenti che possiamo mettere in atto per cercare di ritrovare l'equilibrio e di stare meglio. Sempre considerando che poi c'è la genetica, che poi c'è la fortuna e la sfortuna, che ci sono un sacco di condizioni da considerare, però è evidente, lo sappiamo, ormai la medicina lo sa, che insomma diciamo intorno al 50%, c'è chi dice tra il 40 e il 50%, c'è chi dice tra il 50 e il 60% delle malattie tipiche del mondo occidentale si potrebbero, ecco, questa quota importante si potrebbe evitare, si potrebbero prevenire attraverso un cambiamento nello stile di vita. Ed ecco perché l'importanza di raccontare quali sono questi cambiamenti e questi stili di vita virtuosi che noi possiamo mettere in atto per cercare di tenere il nostro corpo in buono stato, in buone condizioni, in salute. E quindi c'è stato appunto un percorso dedicato a far comprendere prima di tutto che cos'è l'infiammazione cronica silente, quindi spiegare anche un pochino come funziona il sistema immunitario, perché se non riusciamo a comprendere il perché, secondo me facciamo anche poi fatica a mettere in atto dei cambiamenti. Io ricordo che quando sono diventata mamma, una delle prime discussioni, anzi sono state le prime discussioni che ho avuto con mio marito, perché siamo sempre andati molto d'accordo, non abbiamo mai discusso molto, ma quando sono arrivati i bambini abbiamo iniziato a discutere perché avevamo dei punti di vista diversi, nel senso che lui diceva no perché lo dico io e io dicevo no perché, e davo tutta un mezz'ora di spiegazione anche quando erano molto piccoli, perché secondo me è più facile poi se si è compreso il motivo per cui io ti sto dicendo di fare una cosa, è più facile poi metterla in atto, altrimenti sembra una cosa che arriva dall'alto e dici va, ti credo o non ti credo, mi fido o non mi fido, è quasi una questione di fede più che di comprensione e di scelta consapevole. Quindi ho spiegato appunto, ho cercato di spiegare questi concetti e intanto raccontare quali sono appunto gli stili di vita sani. Abbiamo parlato di dieta mediterranea, abbiamo parlato anche di regolarizzare la nostra alimentazione, quindi del digiuno circadiano di cui parleremo magari anche oggi. Ho parlato tanto di attività fisica e dell'importanza dell'attività fisica, dell'importanza degli screening che dobbiamo fare con la medicina preventiva, ma anche la medicina genere specifica, quindi quella medicina fatta apposta, diciamo, che cerca di curare al meglio uomini e donne
tenendo conto delle differenze che esistono. Non poteva mancare un libro dedicato a questo tema importantissimo, ritmi circadiani e sonno. Perché? Perché quando, diciamo, quando le persone mi chiedono che cosa devo fare per stare meglio, la prima regola, o per invecchiare più meglio, diciamo in salute, la prima regola che io do è sempre quella di dormire 7, 8 ore al giorno. Questa è sicuramente la cosa più importante. E quindi ho deciso appunto di chiudere questo ciclo dedicato alla prevenzione, quindi a suggerire quali sono quei cambiamenti che possiamo mettere in atto nella nostra vita, con il tema forse più importante, con quello che davvero fa la differenza tra salute e malattia. Entrando proprio nel cuore, no, l'ha anticipato, i ritmi circadiani che cosa sono? Allora, i ritmi circadiani sono delle oscillazioni naturali di una serie di funzioni del nostro corpo, come per esempio il ritmo sonno-veglia, se stiamo svegli e dormiamo, ha delle oscillazioni, la temperatura del corpo ha delle oscillazioni durante il giorno, ma la stessa cosa fa il metabolismo, la stessa cosa scopriamo nel libro fa il nostro sistema immunitario, il nostro cervello, il fegato. Insomma, tutto il nostro corpo ha delle oscillazioni intorno al giorno. Circadiano vuol dire intorno al giorno, vuol dire appunto di circa 24 ore, delle oscillazioni nell'arco delle 24 ore. E queste fluttuazioni nella produzione di ormoni, nell'attivazione appunto dei nostri geni, nella produzione di proteine, è regolata appunto con queste oscillazioni di circa 24 ore, ma non è una prerogativa solo nostra, solo degli esseri umani, perché è presente in tutte le forme di vita sul pianeta. Persino i batteri, ci sono i cianobatteri, che sono dei batteri che fanno la fotosintesi, e persino questi batteri hanno queste oscillazioni di circa 24 ore, ce le hanno le piante. Alcune sono molto evidenti, avete mai notato alcune piante che si chiudono e si aprono, i fiori, le foglie si girano? Quelli sono ritmi circadiani, sono delle oscillazioni appunto nelle funzioni di circa 24 ore, e ce li hanno poi tutti gli animali, naturalmente tutti gli animali superiori. Perché tutta la vita sul pianeta ha queste oscillazioni di circa 24 ore? Perché se c'è una cosa che è sempre rimasta costante sul pianeta Terra, da quando la Terra si è formata, è stata cosa? La presenza della nostra stella, il Sole, e quindi l'alternanza di albe, e quindi la presenza della radiazione luminosa, e tramonti. E quando il Sole tramontava, prima che noi esseri umani inventassimo l'elettricità, le lampadine e tutto il resto, quando il Sole tramontava calava veramente la tenebra, arrivava il buio sulla terra. Ecco che sulla terra, dalle prime forme di vita che sono comparse, queste forme di vita si sono trovate davanti a questa condizione: sole, radiazione luminosa, anche forte, intensa, e buio pesto, assenza di radiazione luminosa. E quindi queste prime cellule che si sono formate hanno cominciato a prepararsi, ad anticipare questo cambiamento. Perché è importante anticipare questo cambiamento e prepararsi? Gli scienziati hanno due ipotesi. La prima, per sfruttare meglio l'energia luminosa. Pensiamo appunto alle piante, no? Quindi i primi organismi che ricavavano e ricavano ancora oggi l'energia attraverso l'energia luminosa. Come voi sapete, noi purtroppo non riusciamo a fare questa cosa, e quindi dobbiamo mangiare. Noi mangiamo perché l'energia per noi viene attraverso il cibo. Le piante non mangiano. Perché le piante non mangiano? Perché riescono a fare la fotosintesi, cioè prendono l'energia luminosa e la trasformano in energia chimica, quell'energia che serve alla pianta per crescere, riprodursi, vivere, fare la sua attività metabolica, cosa appunto che noi invece facciamo attraverso l'alimentazione. Bene, questi primi organismi viventi, che appunto sfruttavano l'energia luminosa per vivere, si preparavano. La pianta che si apre durante
le ore di luce, lo fa perché in questa maniera assorbe la maggiore quantità possibile di radiazione luminosa, in qualche modo quindi anticipa quello che avverrà, si prepara a sfruttarla al meglio. D'altro canto però la radiazione luminosa, soprattutto alcuni tipi di radiazione luminosa, tra cui quella blu, è pericolosa per le cellule, per gli organismi viventi, perché può andare a modificare, a mutare e a danneggiare il DNA. E quindi anche per questo motivo gli organismi si sono preparati anche a proteggersi in qualche modo dall'eccessiva esposizione alla radiazione. Insomma, nasce la vita sulla Terra, parliamo veramente di forme primordiali, e nascono questi ritmi circadiani, cioè questa preparazione della vita all'alternanza di luce e buio. Man mano che poi la vita diventa più complessa, arrivando fino a noi, ecco che lo sappiamo tutti, esistono animali diurni e animali notturni. Ci sono quindi degli animali che si sono adattati a vivere e a fare tutte le loro funzioni principali, andare a caccia, mangiare, riprodursi, insomma, di notte. No? Questi sono, non so, viene a dire il gufo, la civetta, insomma, i pipistrelli, sono animali appunto notturni, e poi invece gli animali diurni. Gli animali diurni, come noi, gli esseri umani sono diurni, che invece svolgono tutte le loro funzioni durante il giorno e che invece di notte dormono, dovrebbero dormire. Tutto questo in natura. Come vedremo nel libro, gli esseri umani hanno complicato notevolmente le cose. Perché? Perché questo ritmo circadiano che è naturale, che i nostri avi avevano, perché immaginate com'era la vita degli esseri umani prima della tecnologia. Sorgeva il sole, noi ci svegliavamo, uscivamo dalle nostre abitazioni, anche caverne una volta, insomma, dove ci si trovava rifugio, c'era il sole, cominciava a muoversi, si aveva fame, si andava a cercare da mangiare, ci si metteva magari un po' di ore prima di trovare da mangiare, l'obiettivo era quello, si mangiava, pian piano il sole cominciava a calare e si tornava a rifugiarsi nella propria caverna, nella propria casa, nella propria abitazione, per affrontare la notte, per dormire. La notte si dormiva e basta, non si faceva nient'altro. Come come funzionava questo, come funziona ancora oggi? Perché sapete, l'evoluzione biologica è molto più lenta dell'evoluzione tecnologica. Il nostro corpo come funziona? Come riesce a seguire questi ritmi? Per esempio il ritmo sonno-veglia. Lo fa perché la luce, il nostro cervello sa che ora è a prescindere dagli orologi. Noi oggi abbiamo gli orologi, i telefonini, sappiamo che ore sono grazie a questi strumenti. In realtà non ci servono, perché il nostro cervello ha il suo orologio. E questo orologio si trova appunto in una zona specifica del nostro cervello che è collegata alla retina dei nostri occhi. Per cui la retina dei nostri occhi riceve la radiazione luminosa e invia direttamente al cervello un segnale che dice è giorno, ma dice anche è mattina presto, è giorno pieno, è pomeriggio, oppure è notte, nel senso la radiazione luminosa è molto intensa, poco intensa o quasi assente. Ecco, questo orologio, appunto, questo si chiama master clock, noi lo chiamiamo così, cioè l'orologio principale del nostro corpo, è quello che regola il funzionamento di tutti i ritmi circadiani. I ritmi circadiani che noi abbiamo nel nostro corpo sono tanti. Immaginate di entrare in un negozio di orologi. Ecco, quando entriamo nel nostro corpo è come se entrassimo in un negozio di un orologiaio che ha tanti orologi. Però in questo negozio di orologiaio un orologio in particolare è quello principale, è quello che dovrebbe regolare il funzionamento di tutti quanti gli altri. E questo orologio principale è proprio quello che è nel cervello e che si trova collegato alla retina dei nostri occhi. Quindi il sole
dice al nostro corpo come deve oscillare nella sua funzione metabolica, quindi nella digestione, nell'assorbimento dei nutrienti, nello sfruttare anche i nutrienti, ma anche nella costruzione dei muscoli e dei tessuti. Dice al nostro sistema immunitario come deve oscillare per proteggerci dai patogeni senza causare danno a noi stessi, e dice al nostro cervello anche come deve oscillare per riuscire ad essere attivo di giorno, parlare, muoversi, insegnare, ascoltare, studiare, andare a fare qualunque cosa, e invece come riposarsi e ricostituirsi e rigenerarsi durante la notte. Questo segnale appunto dato dalla luce del sole purtroppo nel mondo moderno è saltato completamente. È saltato completamente perché quando il sole tramonta e quindi cala la radiazione luminosa, noi che facciamo? Accendiamo le luci. Accendiamo le luci, ma non sarebbe un grosso problema se accendessimo delle luci deboli, morbide, con dei colori particolari. Il problema reale è che noi ci mettiamo davanti ai telefonini e davanti ai computer e stiamo davanti a telefonini e computer che emettono radiazione luminosa blu, che è esattamente quella che va ad attivare il nostro orologio principale che è nel cervello, e che quindi continuano a dire è giorno. Cioè, quando noi stiamo davanti a mezzanotte, davanti al telefonino o al computer per lavoro, per piacere, per qualsiasi motivo, noi stiamo inviando un segnale disturbante al nostro ritmo circadiano, perché stiamo dicendo non è calato il sole, la radiazione luminosa continua ad arrivare a colpirci. Da qui l'emergenza che ne deriva, e cioè i disturbi del sonno, l'insonnia, che colpisce addirittura i ragazzini. I ragazzi anche giovanissimi soffrono di questi disturbi del sonno. 12 milioni in Italia è un ultimo studio, insomma, che dice che sono 12 milioni appunto le persone in Italia, gli italiani che soffrono di insonnia. Che cosa si può fare per... Allora, prima di tutto bisogna capire, come al solito, partiamo da questo, capiamo come funziona, e una volta che abbiamo capito come funziona possiamo cercare di mettere in atto una serie di cambiamenti. È scontato, dopo la spiegazione che vi ho fatto, il primo cambiamento che noi dobbiamo mettere in atto è se soffriamo di disturbi, perché se invece dormiamo benissimo non c'è problema, ma se soffriamo di disturbi del sonno, per esempio facciamo fatica ad addormentarci, abbiamo risvegli frequenti, ci svegliamo molto, molto presto, insomma se abbiamo questa serie di disturbi la prima cosa da fare è allontanarsi dalla radiazione luminosa, a partire dalle 8 di sera. Cosa succede? Come funziona? Vi spiego un'altra cosa, come funziona questa radiazione luminosa. Durante il giorno, quindi finché la nostra retina riceve la radiazione luminosa, il segnale che manda al cervello, sapete cosa fa? Blocca la produzione di melatonina. Finché c'è luce, noi non produciamo melatonina. Appena la luce cala, l'assenza di segnale permette al nostro cervello di avviare la produzione di melatonina. È così che funziona l'oscillazione sonno-veglia. Non è solo così, ma questa è una regolazione importante. La melatonina la conoscete tutti, sapete che è quell'ormone che in qualche modo ci aiuta a dormire, regolarizza il nostro sonno. E come lo fa? Appunto perché è legato a questo orologio circadiano. Di giorno la melatonina non è prodotta, appena il sole cala e arriva il buio, il nostro cervello comincia a produrla. Ecco che dal tramonto comincia pian piano ad accumularsi melatonina, raggiunge il suo picco verso l'1, le 2 di notte, e quindi ci permette di dormire bene, e poi al mattino pian piano cala. Al mattino cala, noi apriamo gli occhi la mattina, la melatonina è calata e il corpo cosa fa? Produce il cortisolo.
Il cortisolo, che invece è l'ormone, che noi lo conosciamo come ormone dello stress, pensiamo che sia una cosa negativa il cortisolo. In realtà è vero che il cortisolo è legato allo stress, ma una produzione cronica e alta di cortisolo fa male. Invece il cortisolo è quello importante per attivare il corpo la mattina, per svegliarci, per riuscire ad affrontare la giornata. È anche quell'ormone importantissimo quando ci troviamo di fronte a una situazione di pericolo, di difficoltà, e allora il corpo deve reagire. Ed è anche quell'ormone importantissimo che quando i miei studenti devono fare un esame, magari gli permette di ricordarsi una risposta che in quel momento pensavano di non avere, no? Di attingere a delle risorse che si pensava di non avere e quindi fare un ottimo esame. Ecco, quel cortisolo viene prodotto la mattina e quindi ci permette quel picco di svegliarci, di attivare il metabolismo e di attivare tutta una serie di risposte. Se però, torniamo al nostro discorso, la sera noi non spegniamo, non dico spegnere le luci in casa, non sono quelle, non è la lampadina che ci dà fastidio, ma sono appunto le luci molto intense. Ecco, se io avessi tutti questi fari puntati negli occhi la sera sicuramente mi darebbe fastidio, ma in casa di solito teniamo delle luci un po' più basse. Ma è la radiazione blu che arriva appunto da telefonini e computer che ci va a bloccare la produzione di melatonina. Per cui se io stacco il telefonino o il computer a mezzanotte, è a mezzanotte che comincerà a prodursi la melatonina e quindi tutto sarà spostato più avanti. Non riuscirò ad avere una notte tranquilla, magari mi addormenterò alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, quando invece è il momento magari di cominciare a svegliarsi. Quindi la prima cosa che possiamo fare è questa. La, per dare al nostro corpo modo di effettuare queste oscillazioni di ormoni regolari e funzionali al nostro benessere, a partire dalle 8 di sera, dalle 9 di sera, mettiamo via il telefonino, mettiamo via il computer, smettiamo di lavorare. Per chi può, è ovvio che c'è qualcuno che non può, e vabbè, ma spero che sia un'eccezione, ma chi può dovrebbe cercare di mettere via il telefonino e il computer e rilassarsi in un altro modo. Possiamo vedere la televisione non è un grosso problema perché c'è un tipo di radiazione diversa, la distanza è diversa. Meglio ancora sentiamo musica, insomma, Leggiamo un leggiamo un libro. libro, possiamo fare un sacco di altre cose. L'altra però informazione importante che bisogna dare è che se è così importante il buio la sera, è altrettanto importante la luce la mattina. Durante il Covid, per esempio, c'è stato un grosso aumento di disturbi del sonno, anche tra i giovanissimi. Dovuto a cosa? Da un lato a questa abitudine di stavamo in casa e quindi anche i ragazzi cosa dovevano fare? Stavano con questi telefonini e computer dalla mattina alla sera. Ma anche il fatto di non poter uscire in quei mesi in cui non siamo potuti uscire. Non poter uscire la mattina e non esporsi alla radiazione luminosa, questo non permette al nostro corpo di regolarizzare al meglio l'orologio circadiano. La mattina noi abbiamo bisogno della luce del sole, perché quello dice blocca la produzione di melatonina, da questo momento inizia la tua giornata e quindi in qualche modo fa da momento di inizio, no? Detta l'orario dell'inizio del giorno. Stare chiusi in casa ovviamente non permette di ricevere la giusta esposizione alla radiazione luminosa, quindi un'altra cosa che io suggerisco è quella la mattina, per chi può e chi ha tempo, farsi una passeggiata e esporsi al sole, ma altrimenti anche andare un po' fuori sul balcone, insomma, non stare chiusi dentro casa, ma appunto attivare questo nostro orologio e permettergli di essere regolare. Poi però c'è anche. Il fatto, professoressa, lei parlava adesso del dormire bene, il dormire meglio. Il fatto di darci anche degli orari in cui addormentarci e in cui alzarci la mattina, fa bene al nostro orologio circadiano? Allora, la regolarità fa bene. Questa è una domanda molto complessa perché da un lato noi dobbiamo puntare alla regolarità, perché sballare completamente gli orari, se noi abbiamo queste oscillazioni e un ritmo circadiano, è ovvio che se durante, non lo so, durante la settimana ci svegliamo
costretti per il lavoro alle 6 e il sabato e la domenica ci svegliamo alle 11, certamente questa cosa manda un po' il tilt, tutto il nostro la sincronizzazione del nostro ritmo circadiano. E infatti esiste un tema che si chiama cioè diciamo un disagio, una patologia che si chiama jet lag sociale. Voi sapete cos'è il jet lag, no? È quello di cui si soffre quando si fanno viaggi attraverso più fusi orari, per cui bisogna riadattare il nostro ritmo circadiano al nuovo orario, no? Il nostro ritmo circadiano che è abituato all'orario di qui, se andiamo, non lo so, in Cina o se andiamo negli Stati Uniti, si trova a doversi reimpostare completamente e facciamo un po' fatica a volte a farlo, ci sentiamo stanchi per qualche giorno. Se questo diventa cronico, cioè a noi di solito, a meno che non si faccia come lavoro i piloti di aereo, le hostess, allora c'è un altro problema, ma per noi persone che vivono qui, di solito questa è una cosa occasionale. Quello che invece diventa cronico è il jet lag sociale, cioè il fatto che molti di noi, per necessità di lavoro, non si svegliano la mattina quando si sveglierebbero, cioè quando il cronotipo è qual è il mio tipo di orologio circadiano, e non siamo tutti uguali. Ci sono quelli vengono chiamati early bird o le allodole, quelli che preferiscono svegliarsi tra le 6 e le 7 del mattino, ci sono quelli che preferiscono invece svegliarsi tra le 9 e le 10 del mattino. Sono 2 cronotipi diversi, attenzione, cronotipi diversi che cambiano con l'età. Nel libro spiego molto e tengo molto a parlare di questa cosa, perché non è una cosa fissa, è una cosa che cambia con l'età. Per esempio, i bambini appena nati da piccoli hanno un cronotipo precoce, cioè si svegliano presto, ma poi quando cominciano ad arrivare sui 7, 8, 10, 12, quando arrivano nell'adolescenza, il loro cronotipo ideale è ritardato. Loro dovrebbero svegliarsi più tardi, perché biologicamente è così che funziona. Poi da adulti ci si stabilizza in un cronotipo più o meno tra le 6 e mezza e le 8 del mattino, tutti quanti, con le eccezioni, ci sono sempre le eccezioni, e poi cominciano i problemi. Comincia invece la terza età, e nella terza età si indebolisce questo ritmo circadiano, per cui cominciano a esserci disturbi proprio del sonno o proprio alterazioni del cronotipo. Beh, questo per dire che l'ideale sarebbe, in un mondo ideale, dovremmo dire, ognuno deve svegliarsi e andare a dormire seguendo il proprio cronotipo. Io per esempio spontaneamente mi sveglio tra le 7 e le 7 e mezza, questo è il mio orario, e infatti io mi sveglio a quest'ora anche in vacanza, io mi sveglio a quest'ora anche il sabato e la domenica, perché è il mio orario di riferimento. Ci sono, mio figlio per esempio, lui spontaneamente si sveglierebbe alle no, mezzogiorno no, ma tra le 9 e le 10 senza dubbio, e a costringerlo a svegliarsi la mattina alle 7 quando andava a scuola e adesso lo fa per andare a lavorare, è una forzatura. Allora, al punto tale che alcuni pediatri, associazioni di pediatria nel mondo, hanno insistito e proposto che la scuola venga spostata un po' più avanti, perché il malessere che deriva ai ragazzi da questa alterazione del ritmo circadiano, cioè dal fatto che sono costretti a una forzatura del loro ritmo normale, ha delle ricadute sulla ansia, sulla incapacità di concentrarsi a scuola, stanchezza cronica, rendimento scolastico, addirittura aggressività legata a questo disturbo del ritmo circadiano. Però purtroppo qual è il problema? È che questo vorrebbe dire reimpostare la nostra società, perché ovviamente se io devo far andare i ragazzi a scuola alle 9, anche i genitori devono andare a scuola a lavorare alle 9 e mezza, cioè mi sembra normale. Che un po' però
la strada che stanno prendendo i paesi del Nord Europa, cercando di stringere la finestra dedicata all'orario di lavoro per guadagnare in efficienza da un lato e salute dall'altra. Perché è stato fatto, cito uno studio importante che è stato fatto a proposito di questa questione dei ragazzi e dello spostamento dell'orario scolastico, che questo studio fatto negli Stati Uniti ha dimostrato che sarebbe economicamente vantaggioso fare questo spostamento, perché i ragazzi ne guadagnerebbero in termini di apprendimento scolastico e quindi di posizioni lavorative che potrebbero avere poi nella loro vita, cioè sarebbero persone che stanno meglio e quindi più di successo anche nella vita professionale. Quindi il beneficio per la società sarebbe molto importante. Il problema è che sono cambiamenti molto difficili da portare avanti. In genere che cosa possiamo dire? Prima cosa, vabbè, se siamo obbligati e non c'è niente da fare. Il concetto di jet lag sociale però che ci tengo a portare avanti è che il dormire di più nel weekend non fa male, cioè non è che se noi siamo forzati a svegliarci prima, quel recupero che facciamo il sabato e la domenica è importante e ci aiuta a stare meglio, quindi non rinunciamo a quel recupero e non forziamoci a svegliarci presto il sabato e la domenica. Quello che bisognerebbe fare è cercare di modificare quello dei 5 giorni della settimana in cui invece ci forziamo ad un ritmo che non è il nostro ritmo. Diciamo che come sempre i miei libri hanno 2 target, due tipi di messaggio. C'è il messaggio per tutti noi, per i cittadini, che è quello di appunto lasciare il telefonino da parte, magari quando ci svegliamo alle 2 di notte non prendere il telefonino, perché quello di nuovo ormai avete capito che quello va proprio messo via e non dobbiamo più usarlo. Vedremo adesso, magari parleremo sull'alimentazione, il ruolo che ha l'alimentazione sui ritmi circadiani e così via. Poi c'è un messaggio che va alle istituzioni e il messaggio alle istituzioni in questo caso è: non è vero che per produrre di più, visto che siamo una società che mira al profitto, alla produzione, all'efficienza, non è vero che lavorare più ore significa essere più efficienti e produrre di più. Anzi, la scienza ormai dimostra chiaramente che forzare una persona al di fuori del proprio equilibrio vuol dire renderla più stanca e meno efficiente. Siamo la società della stanchezza. Siamo continuamente alla ricerca di superare noi stessi e di essere sempre più efficienti, ma questo ci porta naturalmente all'esaurimento e al disordine appunto nei ritmi circadiani. Per, vivere meglio e per dormire meglio, l'alimentazione, appunto, che ruolo gioca? E qua mettiamo dentro anche, professoressa, magari anche la questione degli orari. Sì, Quindi cosa sì. mangiare e quando mangiarlo. Beh, allora, cosa, non è tanto legata al dormire meglio, perché il cosa è legato alla salute per altri aspetti, ne ho parlato tanto negli altri libri. È ovvio che, questo è evidente, avere un pasto troppo pesante, troppo ricco di grassi, cioè una cosa difficile anche da digerire, ma questo lo sappiamo tutti, ci fa dormire male. Cioè quindi il cosa mi basterebbe dire che deve essere un pasto leggero e digeribile. E magari il carboidrato non fa male la sera perché aiuta a produrre la serotonina che ci aiuta anche a dormire e a rilassarci. Bisogna sfatare questo mito che i carboidrati la sera fanno male, non è vero. Il carboidrato fa male se è troppo e se è di cattiva qualità, cioè se è povero di fibra, povero di nutrimento, ma altrimenti non fa assolutamente male, anzi il 50-60% delle nostre calorie devono venire dai carboidrati e la sera ci aiutano anche a dormire. Chi di voi
e son sicura che qualcuno l'ha provato, ha tentato qualche volta di seguire, sbagliando, la dieta chetogenica, cioè quella in cui ecco, sbagliando, quella in cui si eliminano si mangiano solo proteine e grassi praticamente, sa che uno degli effetti collaterali è l'insonnia, perché il nostro corpo non riesce a rilassarsi e non riesce ad addormentarsi. Quindi se devo dire cosa per aiutare il sonno, direi leggero e un carboidrato complesso, quindi qualcosa di integrale, della verdura, insomma così. Però il punto importante è, per andare un po' più nella scienza, è anche il quando. Perché? Perché noi gli scienziati chiamano i fattori esterni ambientali che sono in grado di modificare i ritmi circadiani, li chiamano Zeitung dal tedesco, che vuol dire dal tedesco portatori di tempo. Allora, chi sono i portatori di tempo? I portatori di tempo, abbiamo capito, il primo è la luce, no? Il sole è il portatore di tempo, il più importante, quello che detta il ritmo al nostro orologio principale. Poi però abbiamo, come vi dicevo, tanti altri orologi. C'è l'orologio del fegato, c'è l'orologio del sistema immunitario, c'è l'orologio del pancreas, del tessuto adiposo. Ogni tessuto del nostro corpo ha il suo orologio, che deve essere, perché il nostro corpo sia in armonia, tutti gli orologi devono battere lo stesso ritmo. Se battono ritmi diversi è come entrare nel negozio dell'orologiaio e non capire più che cosa sta succedendo. Come facciamo a far battere tutti i ritmi insieme? Dobbiamo fare in modo di allineare gli orologi periferici, si chiamano, all'orologio centrale, quello regolato dalla luce del sole. Allora, un altro Zeitung, un altro portatore di tempo, sapete qual è? Dopo il sole il più importante è il cibo. L'alimentazione è l'altro portatore di tempo fondamentale. Perché? Perché appunto, come vi dicevo prima, noi siamo animali diurni, giusto? Quindi vuol dire che nella nostra biologia il nostro metabolismo si è sviluppato, si è evoluto per essere attivo al meglio durante la fase di attività della nostra vita, della nostra giornata, cioè quando c'è il sole. Questo vuol dire che quando noi mangiamo, diciamo ai nostri orologi periferici che è giorno. Devi essere attivo, sei nella fase attiva della tua giornata. Quindi se stai mangiando vuol dire che sei andato a cercare il cibo, l'hai trovato, lo stai ingerendo e quindi lo devi sfruttare al meglio. Questo vuol dire che se noi mangiamo di notte, il nostro fegato, il pancreas, insomma gli orologi periferici dicono è giorno. L'orologio centrale dice è notte ed ecco che parte quello che in medicina si chiama desincronizzazione o disallineamento degli orologi circadiani, dei ritmi circadiani. Quindi, messaggio in pratica, noi dovremmo mangiare, consumare la maggior parte delle nostre calorie di giorno e non di notte. Quando arriva la sera, così come dobbiamo mettere via il telefonino e non prenderlo in mano, qui per non dare segnali all'orologio principale, non dobbiamo neanche mangiare, perché se no diamo messaggi al nostro corpo dicendo: "Svegliati, devi attivarti, devi attivare la produzione di insulina, devi attivare tutti gli ormoni del metabolismo e quindi questo naturalmente non ci aiuta a dormire. Quindi il messaggio quale dovrebbe essere? Quello di fare un'alimentazione circadiana, che è una cosa su cui io insisto da tempo, e cioè di mangiare prevalentemente la maggior parte delle nostre calorie durante le ore del giorno, quando siamo attivi, la sera cercare di anticipare la cena e di farla al massimo entro le 8 di sera. Perché? Perché mangiare alle 10 di sera, ripeto, vuol dire disallineare i ritmi circadiani. Purtroppo per lavoro, di nuovo, noi siamo costretti a questo. Cioè io lo so che dico una cosa scomoda, lo so benissimo, però è una cosa che dobbiamo cominciare a tenere in considerazione se vogliamo parlare seriamente di prevenzione. Addirittura c'è una patologia
che una sindrome, un disturbo alimentare tipico delle persone che digiunano durante il giorno e mangiano, fanno insomma in maniera anche disordinata durante la notte e queste persone hanno tutta una serie di problemi di salute, maggiore rischio di problemi cardiovascolari, maggiore rischio di diabete, di alterazioni metaboliche, di infiammazione, di malattie autoimmuni, proprio perché hanno uno sbilanciamento completo dei loro ritmi circadiani. Esistono poi, e di nuovo questo per farvi capire quanto in alcuni di noi è possibile scegliere, in altri purtroppo deve cambiare la società, esistono poi i lavoratori turnisti, e i lavoratori turnisti soffrono di alterazioni del ritmo circadiano e infatti, e questa è una cosa che la medicina sa benissimo, sono a rischio maggiore di tutta una serie di patologie metaboliche, cardiocircolatorie rispetto a chi non è costretto ai lavori a turno. E infatti devono avere una medicina preventiva molto più attenta, devono avere dei controlli maggiori, devono avere delle agevolazioni maggiori, perché è un lavoro che impatta sulla salute. Allora il punto è, e questa è una cosa che io tocco anche nel libro, una volta che noi sappiamo che è così, allora è ovvio che se parliamo di ospedali, i turnisti ci devono essere. Alcune aziende sicuramente non si possono spegnere le macchine e quindi i turnisti ci devono essere. Ma noi oggi abbiamo i turnisti di Amazon, perché vogliamo essere sicuri di riuscire ad avere il giorno dopo la bilancia digitale, le infradito, la piastra per i capelli. Allora, qui sì possiamo chiederci davvero vale la pena avere un servizio come questo che mette a rischio la salute di tanti lavoratori e che poi ha un costo, se anche decidiamo che non ce ne importa niente del lavoratore, questo ha un costo sociale, ha un costo economico che ricade su tutti quanti noi. Allora, ci saranno senz'altro dei lavori in cui è necessario forzare i ritmi circadiani, per forza, ma per tanti altri non è necessario. E forse è arrivato il momento di ripensare un attimo all'organizzazione della nostra società e a quali sono le priorità. E se guardiamo a cosa sta succedendo al sistema sanitario italiano, che è in crisi nera, dobbiamo capire che se non investiamo in prevenzione, in salute, andiamo verso una situazione disastrosa. Un paio di mesi fa, se non sbaglio, la ministra della salute spagnola ha detto una cosa molto forte, ha detto dobbiamo cambiare le nostre abitudini, in Spagna si mangia troppo tardi. E ha portato avanti una battaglia per dire, sta portando avanti una battaglia in Spagna, perché è vero che in Spagna, da noi non è così, ma in Spagna prima delle 10 non si va al ristorante, non si va a mangiare. E sta portando avanti una battaglia per cercare di spingere i ristoratori e gli spagnoli a andare a mangiare prima, alle 7, alle 8 di sera. Perché? Perché evidentemente è una ministra che fa bene il suo mestiere e che si è studiata bene quanto questo sia importante per l'alterazione dei ritmi circadiani, l'insonnia e così via. Forse quello che dovrei dire, che ancora non ho detto, è perché è così importante dormire. Perché potrebbe sembrare che sia di nuovo, un giudizio che arriva dall'alto, dobbiamo dormire. No, dobbiamo dormire perché? Dobbiamo dormire 7-8 ore per notte. I bambini di più ovviamente, ma una volta che si diventa adulti, tutti dobbiamo dormire 7-8 ore per notte, anche gli anziani. È una cosa che non cambia nel tempo questa esigenza. Perché abbiamo bisogno di queste 7-8 ore di sonno continuato e di qualità? Perché durante il sonno avvengono una serie di funzioni che sono essenziali per la nostra salute. Gli scienziati da tempo si chiedono perché dormiamo. Pensateci, è strano dormire, è veramente strano. Pensateci, toglietevi un attimo dall'idea degli esseri umani tecnologici che dormono nei loro letti, nelle loro case e tutto il resto. Pensate in natura. Un animale che dorme
si addormenta, perde coscienza, non sente più che cosa accade intorno. È esposto a essere divorato, attaccato dagli altri, quindi è esposto è vulnerabile. Dormire vuol dire essere vulnerabili, perché non ci possiamo difendere, non ci accorgiamo di quello che sta succedendo intorno a noi. Eppure tutti dormono, tutti gli animali dormono. L'armadillo dorme, mi ricordo, 18 ore addirittura, no? Tutti dormiamo. Perché? Non solo dormiamo tutti, se c'è una cosa che noi esseri umani e tutti gli animali non possono evitare di fare è dormire. Voi sapete che noi possiamo evitare di mangiare, non dobbiamo evitare di mangiare, ma una persona che scelga di fare il digiuno, scelga di fare per protesta, per esempio, purtroppo ce ne sono ancora oggi che ne muoiono nelle carceri in questo modo, può decidere di arrivare a morire senza mangiare, può scegliere di non mangiare. Noi non possiamo scegliere di non dormire, nessuno può fare lo sciopero della fame si può fare, lo sciopero del sonno no, perché a un certo punto ci addormentiamo, che lo vogliamo o non lo vogliamo. E quindi una cosa proprio necessaria dal punto di vista dell'evoluzione, una cosa di cui non possiamo assolutamente fare a meno. E non possiamo farne a meno nonostante, come vi spiegavo, è enormemente costosa dal punto di vista del pericolo. No? Siamo vulnerabili. Non solo, sapete che noi dormiamo più o meno il 30% della nostra vita. Quindi cosa vuol dire? Che una persona in media dorme no, noi dormiamo il 32%, esatto, e noi dormiamo una persona in media, che ha un'età media, che muore un'età media di 84 anni, 30 anni più o meno li ha spesi dormendo. Si potrebbe pensare che è uno spreco pazzesco, no? Un grande spreco. Non ho incontrato amici, non ho mangiato, non ho viaggiato, non mi sono innamorato, non ho fatto un sacco di cose in quei 30. Dal punto di vista evolutivo non mi sono riprodotto anche, cioè che è una delle cose essenziali nella nostra natura. Perché? Perché quando dormiamo, dormire è essenziale. Gli scienziati si sono chiesti: ma cos'è che accade di così importante durante il sonno? Ebbene, ci sono una serie di teorie, però quello che quelle due teorie più importanti dicono: la prima è quella che durante il sonno noi eliminiamo dal cervello tutte le cose negative, dannose che si accumulano durante il giorno. Durante il giorno si accumulano molecole che possono danneggiare l'integrità, la salute dei nostri neuroni e durante la notte queste molecole vengono eliminate. Quali sono queste molecole? Quella su cui si punta prevalentemente sono i radicali liberi. I radicali liberi, le specie reattive dell'ossigeno, chiamatele come volete, sono queste molecole fortemente reattive che danneggiano le cellule e che si producono normalmente durante l'attività delle cellule. Quindi durante il giorno noi ne produciamo tanti e durante la notte vengono eliminati e si ritorna alle condizioni di partenza. Pare che durante la notte si eliminino anche proteine tossiche come quella dell'Alzheimer, per esempio, vengono eliminate durante la notte. Infatti ci sono grandi studi in questo momento che cercano di capire se effettivamente una delle cause dell'Alzheimer possa essere l'insonnia, i disturbi del sonno. Ma anche per esempio, sapete perché ci addormentiamo di colpo? Non riusciamo a non dormire, non è per la melatonina, non è per quella, è per un'altra molecola, l'adenosina. L'adenosina è una molecola che il nostro cervello comincia a produrre quando ci svegliamo e i neuroni cominciano a muoversi, ad attivarsi. Cominciamo a produrre questa molecola che è importantissima e che conoscete meglio di come pensate. Questa comincia ad accumularsi, accumularsi, accumularsi e man mano che si accumula noi cominciamo a sentire la stanchezza. L'adenosina mentre la melatonina ci dice in che momento del ritmo circadiano ci troviamo, cioè se è giorno o se è notte, l'adenosina ci dice da quanto tempo siamo svegli e lo fa accumulandosi. Quando raggiunge dei livelli troppo alti, a noi viene
l'abbiocco, come si dice, no? Ci addormentiamo. E infatti, che cosa facciamo noi per combattere questa sonnolenza che ci colpisce? Facciamo in genere 2 cose: o il caffè che cos'è? Sapete perché il caffè ci tiene svegli? Perché è una antagonista dell'adenosina, cioè va a bloccare l'adenosina e quindi il nostro cervello non la sente. Quindi anche se abbiamo adenosina nel cervello, se beviamo il caffè non la sentiamo e questo è il motivo per cui ci sentiamo svegli. Non è il caffè, è la caffeina ovviamente, perché il caffè decaffeinato non fa niente. Invece la caffeina presente nel caffè blocca l'adenosina e quindi ci permette di restare svegli un'oretta dopo che l'abbiamo bevuto. L'altra cosa che facciamo è il riposino anche di 20 minuti, mezz'ora, poiché dormiamo abbassiamo l'adenosina, perché quando dormiamo il nostro cervello elimina l'adenosina. Quindi il riposino ha la funzione di far abbassare questi livelli di adenosina e farci ripartire quindi da un livello più basso per affrontare il resto della giornata. Questo appunto è una delle funzioni importanti del sonno, eliminare le molecole tossiche che danneggiano il funzionamento dei neuroni, ma poi ce n'è un'altra importantissima, che è la plasticità neurale. Voi sapete che, non so se lo sapete, ma insomma il nostro cervello, noi non è che nasciamo con un cervello che resta identico a se stesso, il cervello cambia continuamente, ma cambia proprio fisicamente, cioè si creano connessioni nuove tra i neuroni, ne vengono eliminate alcune, è plastico, lo chiamiamo plastico. L'esperienza, i traumi, lo studio, qualunque cosa che noi viviamo va ad agire sul nostro cervello e lo rende plastico. Ebbene, la plasticità neurale è necessaria per l'intelligenza, è necessaria per la memoria. Durante il giorno, adesso io vi sto raccontando tutte queste cose. Quando stanotte voi dormirete, queste cose che oggi avete ascoltato, una parte di queste cose, diventeranno ricordi. Ma se voi non dormite, queste cose che avete ascoltato non diventano memoria. La memoria si consolida di notte grazie alla plasticità neurale, a queste connessioni che vengono create nel nostro cervello e questo avviene solo di notte. È di notte che c'è il tempo, il modo, il nostro cervello può dedicarsi a questa opera di plasticità, di costruzione di se stesso. Quindi se non si dorme, prima di tutto c'è un deficit di memoria importante. Un messaggio da dare ai nostri figli, per esempio, è quando avete l'interrogazione o l'esame il giorno dopo, è inutile fare la notte in bianco a studiare, perché quella roba non si ricorderà. Invece è molto meglio studiare fino alle 7 di sera, alle 8 di sera, rilassarsi, farsi 7 ore, 8 ore di sonno e la mattina dopo, in questa maniera, quelle cose che abbiamo studiato si saranno trasformate in memoria a lungo termine, quindi saremo in grado di fare un buon esame. La memoria si consolida di notte, il cervello si pulisce delle scorie di notte, la plasticità del nostro cervello si organizza di notte. Se noi non dormiamo abbiamo deficit cognitivi e abbiamo appunto una minore capacità del nostro cervello di difendersi dalle malattie. E questo è solo quello che riguarda il cervello. Nel libro vedrete che la stessa cosa, per esempio, riguarda il sistema immunitario, la stessa cosa riguarda il metabolismo, il cuore. Quindi dormire è un tempo non sindacabile, non possiamo farne a meno, dobbiamo proteggerlo e dobbiamo appunto dedicargli tempo, perché il tempo dedicato al sonno è tempo dedicato alla salute. Grazie professoressa per questo racconto così appassionato e così prezioso. Visto che ce l'abbiamo qui, la professoressa, diamo un po' spazio a voi adesso. Immagino che abbiate qualche curiosità, qualche domanda da farle, quindi approfittiamo di questa presenza. Ecco la prima. Cosa succede? Un attimo che arriva.
succede alle 3 di notte? Sì, cosa succede alle 3 di notte? Perché mi sembra che sia una cosa di molte persone che tendono a svegliarsi. Cosa c'è alle 3 di notte? Allora, in realtà è un po' non è vero che succede a tutti, perché c'è chi si sveglia alle 2, c'è chi si sveglia alle 4, insomma, diciamo che è la fase centrale della notte ed è il momento in cui si passa da un tipo di sonno, forse questa potrebbe essere la spiegazione più scientifica che posso dare. Il sonno non è tutto uguale, il sonno è fatto da fasi. Nel libro spiego in dettaglio come sono queste fasi, la fase iniziale in cui ci addormentiamo, in cui però ancora possiamo essere risvegliati facilmente, poi si passa a una fase di sonno profondo in cui è molto difficile essere svegliati e proprio il cervello ha delle onde, un funzionamento completamente diverso da quello che ha durante il giorno, e poi c'è la fase invece di sonno REM. Il sonno REM è quello che è conosciuto così dal nome Rapid Eye Movement, il movimento veloce degli occhi, in cui abbiamo una paralisi dei muscoli, quindi il corpo è come paralizzato, però in realtà il cervello mostra la stessa attività che si ha di giorno, se non addirittura di più. E si pensa, ma lo voglio prendere con le pinze perché non è che sia proprio sicuro, che questa sia la fase in cui si sogna di più. Sicuramente è la fase in cui i sogni sono molto vividi, molto intensi, no? E quindi noi ce li ricordiamo anche molto bene. Durante la notte noi andiamo incontro più volte a queste fasi, cioè si passa da una fase all'altra, si ripete circa 4 volte. Tuttavia, man mano che ci avviciniamo alla mattina, quindi più o meno verso le 3 di notte, cambia la percentuale di sonno che passiamo nel sonno profondo rispetto a quella del sonno REM. E in alcune persone questo può portare appunto dei disturbi. Devo dire che però il svegliarsi alle 3 di notte non è una cosa tipica, per esempio, dei ragazzi, degli adolescenti. È una cosa che succede di più andando avanti con l'età, e succede di più andando avanti con l'età per una serie di ragioni. Nelle donne c'è un picco di insonnia che coincide nella pubertà a causa degli ormoni e poi nella menopausa. La menopausa tipicamente è associata a risvegli continui, tipo questi delle 3 di notte, quando si abbandona la fase di sonno profondo. E tra l'altro abbiamo anche abbassato l'adenosina, perché abbiamo dormito già un po' di ore, quindi l'adenosina è bassa, quindi è difficile mantenere il ritmo. Mantenere il sonno dopo quell'orario dipende veramente da un ottimo ritmo circadiano. E nelle donne questo è disturbato, per esempio, dalle vampate. Le vampate di calore coincidono con una scarica di adrenalina che mi svegliano, ovviamente, banalmente, portano a risvegliarsi e a difficoltà ad addormentarsi. Dagli ormoni che sono in subbuglio, da una temperatura corporea più alta, quando la temperatura è più alta noi facciamo fatica a dormire, e nelle donne dopo la menopausa, quindi quando andiamo verso la terza età, sia negli uomini sia nelle donne, questo dipende dal fatto che, come dicevo prima, si indebolisce il ritmo circadiano. Per una serie di ragioni che nel libro spiego, diventa più difficile mantenere il ritmo sonno-veglia. E questa io penso sia un insieme di ragioni. Ripeto, non è, le 3 di notte è un po', è uscita questa cosa del pericolo, no? Così. In realtà la vera ragione biologica probabilmente sta in questo. È una fase delicata in cui si passa da un sonno predominato dal sonno profondo a un sonno in cui predomina il sonno REM, che può essere più disturbato e che è accompagnato, appunto, è anche una fase accompagnata, un orario in cui, se non si ha un ritmo circadiano forte, è facile svegliarsi e non riuscire ad addormentarsi più. Prego. Lì in fondo? E comunque, se lei sa che sono le 3 di notte, vuol dire che ha preso il telefonino in mano per guardare. E quindi
Sì. Ecco, io volevo chiederle, intanto mi piace questo approccio che è biologico con un messaggio sociale, no, che lei sta facendo, perché aiuta a riflettere anche sulla consapevolezza di chi siamo e come prenderci cura di noi e allo stesso tempo anche dell'ambiente, della comunità in cui viviamo. Allora mi sorge una domanda. Il mondo delle relazioni, il mondo psichico, come intervenire? Ecco, già questo aspetto biologico comunque mi fa tornare lì, ma quando le relazioni sono difficili, ci feriscono, oppure i sistemi in cui siamo inseriti ci aumentano il pensiero psichico, diciamo. Come questo, cosa avviene nel nostro corpo e come si può in qualche modo, il cosa avviene sarebbe già una domandona, no? Ecco, perché ha tante implicazioni, immagino, ma poi anche come si può intervenire attraverso questo aspetto. E, Sì, grazie, questa è una bella domanda. Allora, in realtà lei pensi che tra i fattori che scatenano l'infiammazione cronica silente, che è questa infiammazione che si accumula nel nostro corpo col passare degli anni e che è legata prevalentemente allo stile di vita e che poi favorisce l'insorgenza di malattie neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson, malattie autoimmuni, cancro, malattie cardiovascolari, tutte le malattie a cui lei può pensare, diciamo, la maggior parte, diciamo, delle malattie a cui lei può pensare, questa infiammazione cronica silente è causata dagli stili di vita. Tra gli stili di vita, oltre all'alimentazione, la sedentarietà, i disturbi del ritmo circadiano, c'è l'isolamento. L'isolamento è stato dimostrato causa un aumento di infiammazione. Allora, qui c'è tutto, bisognerebbe parlare un'ora per riuscire a rispondere alla sua domanda. In breve io posso dire che senz'altro le relazioni sono importanti per non solo mantenere il nostro cervello plastico, quindi per fare in modo di avere degli stimoli, delle esperienze, delle cose che possono facilitare la plasticità neurale, ma sembrano essere fondamentali per mantenere il livello per esempio, di cortisolo e di serotonina e di dopamina in equilibrio. Se noi questi ormoni, non c'è un ormone da demonizzare, per esempio il cortisolo che come dicevo prima è demonizzato, però un livello costantemente alto di cortisolo, che è tipico delle situazioni di stress, di ansia, senz'altro fa male al nostro cervello, al nostro sistema immunitario, al fegato, al pancreas, al cuore, a tutto il corpo. E da cosa può dipendere un livello alto di cortisolo? Per esempio dall'isolamento non scelto, perché è ovvio che se io scelgo l'isolamento e sto benissimo da sola e sono serena e felice, non ho problemi. Qui stiamo parlando di un qualcosa che si subisce, qualcosa che ci fa star male, che ci crea disagio. Lo stress, che è un termine che noi usiamo tanto, in realtà è un termine molto complesso da spiegare, perché io per definire una situazione stressante, veramente stressante per una persona, devo dire che quella persona la vorrebbe evitare quella cosa. Per esempio, per molte persone stare seduto sul palco a parlare crea stress al punto tale che non lo vorrebbero fare. Io ho avuto a che fare con dei ricercatori che mi dicevano: no, no, io la presentazione al congresso non la posso fare perché mi dovrei prendere gli ansiolitici per riuscire a farla. Allora, per queste persone presentare in pubblico è uno stress negativo, perché devono proprio essere costretti col fucile alla tempia per farlo. Anche io quando vengo qui a fare una presentazione aumento i miei livelli di cortisolo, ma nel mio caso, siccome io lo scelgo e lo faccio volentieri e mi piace, questo cortisolo è transitorio e serve soltanto a far sì che io mi ricordi le cose che devo dire, sia brillante e cerchi di tenervi svegli. La stessa cosa può valere per il lavoro, per una relazione e per l'isolamento. Quindi, perché faccia male, deve essere qualcosa che viene subito in qualche modo, che noi non scegliamo. E questo porta anche
all'aumento di insonnia a causa della ruminazione. La causa più importante di insonnia vera, non dei disturbi del sonno, appunto di svegliarsi più volte, ma l'insonnia vera, la causa principale è la ruminazione. Che cos'è la ruminazione? Questa cosa del nostro cervello di tornare sui problemi, sulle cose che abbiamo vissuto, io lo rifarei così, io farei questo, non riuscire a spegnersi, non riuscire a staccare la spina. Sembra il primo fattore di rischio proprio per l'insonnia, diciamo la predisposizione del nostro cervello alla ruminazione, a non riuscire a mettere da parte le cose. Beh, è ovvio che questo è favorito dall'isolamento, è ovvio che questo è favorito dallo stress, dall'angoscia. Se io ho delle persone con cui parlare, magari mi faccio una chiacchierata, mi sfogo raccontando i miei problemi e poi la notte dormo bene. Mentre invece se non ho la possibilità di confrontarmi con nessuno, come risolvere tutto questo? Per esempio con situazioni come queste, creando degli spazi di aggregazione tra le persone. È difficile, di nuovo, serve un cambiamento importante nella società che ci hanno isolati, il nostro stile di vita tende a isolarci completamente, a vedere nell'altro quasi un nemico, no? Ci stiamo trasformando tutti come in quelle, ogni tanto si vedono questi meme su Instagram in cui il finlandese prima di uscire di casa guarda se c'è il vicino, perché se c'è il vicino non esce, aspetta che il vicino sia andato via e solo dopo esce per non dover dire buongiorno, non doverlo affrontare. Purtroppo ci stiamo trasformando anche noi italiani, che tipicamente non siamo così, ci stiamo trasformando in questo. Quindi ritrovare degli spazi di aggregazione. Una volta, devo dire la verità, aveva un grande ruolo la Chiesa come spazio di aggregazione tra le persone. Il problema è che con la perdita in qualche modo di attrazione della Chiesa sulle persone, sui giovani, così non è stato questo sostituito da qualcos'altro. E in questo momento noi abbiamo una grave mancanza, non c'è niente che ci dia un modo per stare insieme che non sia appunto legato a queste piccolissime ormai realtà delle associazioni religiose. C'è chi fa volontariato, c'è chi fa però chi fa politica, sì, però servirebbe qualcosa che tiri fuori in casa le persone e le faccia stare insieme. Ecco qui, altre 3 domande. Abbiamo finito? Le facciamo dopo? Va bene. Allora, fuori onda le facciamo. Dobbiamo chiudere, mi dispiace. È al prossimo appuntamento. Professoressa, sapevamo che la sua presenza avrebbe creato tutto questo scompiglio qua, insomma, No, di vabbè. domande, di richieste, di curiosità. Beh, comunque abbiamo un altro appuntamento e poi a Padova sicuramente io faccio tante presentazioni, quindi insomma avremo modo di risentirci, Socializzare, di no? socializzare, E esatto. uscire dall'isolamento. Quindi questo Esatto. è il messaggio. E è il caso, professoressa, in questo caso qua, anche se la giornata è ancora un po' lunga, la domenica è ancora un po' lunga, però visto che noi abbiamo parlato del sonno, di quanto fa bene dormire bene e così, questa notte dormiremo ancora più volentieri perché penseremo a tutte le cose che stamattina ci ha Non detto. pensiamo, no. No, nel senso Nel senso li metteremo in pratica. Esatto, metteremo in pratica. Benissimo, Esatto. grazie. Grazie mille. Buona Buona domenica, giornata. arrivederci.